l'endurance è una disciplina equestre che, come dice la parola, sono gare di resistenza, delle gare di resistenza che partono dai ragazzini con i poni dai 2 km per terminare nelle gare internazionali e nazionali da 160 km. È una disciplina equestre nata negli Stati Uniti d'America, appunto, che riporta le gesta dei Pony Express che facevano miglia e miglia per consegnare la posta. In Sardegna siamo partiti tantissimi anni fa con l'endurance ed è cresciuta abbastanza per tanti motivi. Il primo sono i cavalli, perché i nostri cavalli, sia l'arabo che l'anglo-arabo, si prestano in modo particolare per questa disciplina. E poi anche per il territorio della Sardegna è favorevole per questo tipo di gara, che spazia dalle gare tecniche di alcune zone alle gare veloci appunto delle piane dell'Oristanese. La salute del cavallo è in prima linea, perché sono seguiti continuamente. Già prima della partenza c'è una visita preliminare e il cavallo non rientra in certi parametri, non viene fatto partire. Ci sono varie categorie dove, diciamo, la categoria più grossa, che è la Chain B, che arriva a 90 km, i cavalli devono fare 3 anelli e ogni anello viene controllato, visitato, appunto, se supera, un esempio, i 64 battiti cardiaci non viene fatto ripartire, oppure si accusa delle zoppie e tanti altri particolari. Nel territorio, appunto, in base al tipo di gara, di manifestazioni, bisogna stare molto attenti e il cavaliere deve stare molto attento soprattutto al tipo di monta. Quindi sì, il cavallo può incorrere delle zoppie per quanto riguarda delle pietre, delle buche, però anche il cavaliere deve stare attento, che deve appunto assecondare i movimenti del cavallo durante la gara. Nella disciplina dell'endurance le visite veterinarie si distinguono in 2 tipologie, cioè la visita è uguale ma in 2 momenti fondamentali diversi. Sono le previsite, ossia il cavallo viene visitato prima dell'inizio della gara per accertarci che stia bene e possa sostenere la competizione, la gara stessa. Si tratta di una visita generale sullo stato di salute, quindi si ausculta con il fonendoscopio il respiro, quindi i polmoni, l'intestino, il cuore, quindi si rileva la frequenza cardiaca, che per regolamento deve essere massimo di 64 battiti cardiaci al minuto. E si controllano le mucose, si controlla il riempimento capillare, sono tutti dei parametri che ci permettono di capire che il cavallo sta bene. E dopodiché si fa una visita sul movimento, quindi verifichiamo al trotto, in una corsia in dritto, che il cavallo non sia zoppo, ok? Lo stesso tipo di visita si fa nell'intermezzo della gara. Ora, per quanto riguarda i pony fanno una visita finale, ok, nelle varie categorie, quindi vengono visitati prima della gara e all'arrivo delle loro varie categorie. Stesso discorso, rileviamo la frequenza cardiaca, che deve essere massimo di 64 battiti cardiaci al minuto, polmoni, intestino, mucose, riempimento capillare e movimento, quindi sempre la prova al trotto su una corsia, come vedete alle mie spalle, all'andata e al ritorno. Se il cavallo rientra
in tutti questi parametri, diciamo, da regolamento, ha passato la visita e quindi può andare in classifica, ha passato la sua gara. Dell'endurance con l'attività ludica si inizia da 6 anni, quindi fanno le loro gare naturalmente accompagnati, sono 2 chilometri e vengono accompagnati per sicurezza, però loro vanno da soli tranquillamente. I bambini dai 6 anni che iniziano l'attività preparano il cavallo, puliscono il cavallo, iniziano a prendere i battiti del cavallo per conoscere il cavallo prima di montarlo e dopo l'allenamento riprendono i battiti per vedere se il cavallo ha lavorato bene, devono essere in simbiosi col cavallo. L'endurance è l'attività equestre che ti porta a goderti il cavallo a 360 gradi nella loro natura.